Allora, siamo qua con Giuseppe Tagliapietra, l'estremo difensore di Breganza. Allora Giuseppe, una partita su due volti, avete giocato un primo tempo fantastico, la miglior prestazione messa in pista sicuramente qua al Pala Ferrarin, poi a un certo punto sul tre pari, non so, un calo di intensità, di concentrazione. Lodi vi ha fatto 3-4 gol fin troppo semplici dove la fase difensiva non ha funzionato perché i giocatori di Lodi sono entrati fin troppo facilmente, poi un risultato bugiardo che non rispecchia, diciamo, quello che abbiamo visto in campo. Sì, buonasera a tutti, condivido pienamente con quello che tu hai detto, è stata una partita che abbiamo gestito molto bene all'inizio, siamo riusciti ad andare sopra 3 volte se non sbaglio. Sì. E siamo riusciti a tenere comunque testa una squadra che l'anno scorso è arrivata in finale scudetto, quindi vice campioni d'Italia. Sono una squadra con elementi di un valore veramente alto e quello che dobbiamo guardare non sono i lati negativi secondo me, perché sicuramente abbiamo avuto un calo, come hai detto te, nel secondo tempo. È stato, diciamo, a livello fisico, perché il gioco che loro hanno è un gioco veramente spettacolare, un gioco di alta intensità a cui noi purtroppo non siamo abituati, viviamo da un'altra categoria, però comunque sono partite sotto il lato positivo da cui dobbiamo prendere la crescita, dobbiamo prendere come giocare meglio, i lati positivi che, ovvero per quasi un tempo e mezzo siamo stati avanti noi, siamo riusciti a tenere testa a questa squadra, giocando comunque anche noi il nostro hockey, difendendo molto bene e riuscendo a metterli comunque in difficoltà. Sarebbe stato bello riuscire a farlo per 50 minuti e vedere come sarebbe finita, però dopo che così loro sono stati superiori, l'hanno dimostrato. Sì, diciamo soprattutto che quello che ho visto oggi che è importante è che come tenuta, intanto non siamo partiti sotto e non avete preso il solito gol nei primi 4 minuti, che è già tanta roba, e poi la vostra tenuta si è allungata. Diciamo, se prima il tempo in cui tenevate mentalmente, fisicamente con squadre più blasonate era meno, oggi siete stati in campo allo stesso livello per almeno 25 altri 10 del secondo tempo, quindi da qua si può solo che ripartire per fare bene. Sì, abbiamo lavorato molto bene, abbiamo migliorato molto quell'aspetto, come dici te, prendevamo sempre il gol all'inizio partita, però ci abbiamo lavorato sopra, ci abbiamo messo la testa, siamo riusciti ad entrare meglio in partita, che è una cosa veramente fondamentale, e oggi, come altre partite, come ad esempio Forte dei Marmi, abbiamo dimostrato che se entriamo con la testa giusta riusciamo a tenere testa a tutti. Ovvio c'è sempre un divario a livello tecnico sotto molti aspetti, però di certo noi non dobbiamo giocare per la classifica che gioca il Lodi, che arriva alle prime posizioni, e da qui si capiscono molte cose, però riuscire a tenere testa a queste partite porta a noi molta soddisfazione, molta grinta, anche se il risultato è stato bugiardo, facciamo finta che non lo sia stato e andiamo avanti così. Okay. So che volevi fare un saluto speciale? Sì, io volevo fare un saluto per Pasti, volevo ringraziarlo soprattutto per quello che fa per me, che oggi purtroppo era assente perché ha avuto un problema. Noi come squadra ci teniamo molto a salutarlo, lo aspettiamo qua a braccia aperte che ritorni molto presto e ci dispiace molto per quello che è successo. Io lo ringrazio sempre per quello che fa per me, che per me è un elemento fondamentale da 2 anni a sta parte, che mi è sempre vicino e mi aiuta in ogni partita, e per la nostra squadra è sicuramente un valore aggiunto, anche se non gioca, per noi è veramente fondamentale. E quello che ci dà a livello mentale, a livello di squadra, a livello di esperienza è davvero fantastico e noi ce lo portiamo nel cuore e siamo sicuri che tornerà presto. Ci uniamo anche noi, questo è tutto, grazie a Giuseppe Tagliapietra. Grazie.